Un cordiale saluto a tutti dalla redazione di Meteo Veneto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. La stabilità perdura su tutta Italia con valori molto sopra la media al nord e massime che hanno toccato oltre i 17 gradi sulla Val Padana, anche in quota tanto caldo, mentre come vedete dalla grafica le nebbie saranno protagoniste nel corso dei prossimi giorni a causa di infiltrazioni umide provenienti da sud-ovest e dal weekend per una infiltrazione più fredda da nord. Avremo diffuse nebbie sulla Val Padana, soprattutto sulle basse pianure, sul comparto centro-orientale, alti tassi di inquinamento con valori che saranno molto sopra la media, soprattutto nella giornata di giovedì e venerdì. Poi dal weekend le temperature andranno gradualmente scendendo a causa di correnti fredde e umide che porteranno tanta nuvolosità, più diffusa anche in quota, dove avremo cieli parzialmente nuvolosi e occasione per qualche piovasco sparso dal pomeriggio sera di domenica. Assisteremo a cieli sempre più nuvolosi coperti, con ancora prevalenza di foschie e nebbie dense, con cieli parzialmente nuvolosi sul resto delle aree pianeggianti del nord, con temperature sempre sopra la media, valori sempre tra i 10 e i 15 gradi sulla Val Padana. Poi si alzano le probabilità per una possibile discesa di aria molto fredda di matrice artica che dal polo nord proverà a innescare maltempo per la formazione di un nucleo sul Mar Ligure, con il ritorno di precipitazioni sul nord Italia. Ma come vedete dalla grafica avremo ancora tempo stabile all'inizio della nuova settimana e poi, come vedete dalla grafica, il flusso di correnti più fredde di matrice polari che andranno a innescare ancora instabilità e maltempo. Finalmente è dal 25 gennaio che non piove sul nord Italia per il possibile ritorno di piogge e nevicate, una tendenza che vede una maggior probabilità soprattutto alla fine del mese di febbraio e con l'inizio di marzo. Per maggiori dettagli comunque vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.